Buongiorno Renzo. Buongiorno signor Maggi, ancora una volta a fare il nostro sprizzetto. Buongiorno a tutti. Sai che c'è tanta gente che mi dice allora ho visto lo sprizzetto, ma il veicolo sei tu, perché poi dopo tu mandi lo messaggi, sei bravo, bravo. Sì. Niente. Lei è bravo, lei è il io sono l'operaio. Diciamo che siamo complementari. Bravo. Oh, ma hai visto cosa è successo in Emilia Romagna? Terribile. Ma, terribile. Secondo te si poteva prevenire e prevedere? Allora, l'allerta rosso era stato annunciato da numerosi giorni. Si sapeva che veniva giù acqua, si sapeva che veniva giù tanta acqua, non era immaginabile tanta di questa, tanta così. Perché è vero che si dice un vecchio detto, del senno di poi sono piene le fosse. Ed è vero che il nostro paese sufficientemente friabile, sufficientemente a rischio idrogeologico, tutto quello che vogliamo. Però è anche vero che quando scendono in un giorno più altri due, la quantità d'acqua che scende in 6 mesi, non c'è tenuta lavoro che tenga. Dove sta 1500 metri cubi, tu poi se ne arrivano 5000, per quanto ti possa sforzare, è un problema fisico, l'acqua è incomprimibile. Però a me dispiace che ci sia qualunquismo nel dire ma sì, anche Vespa, ma si poteva prevedere tanta acqua, ma non si poteva prevedere tanta quell'acqua, e comunque con quella tanta acqua dove va? Però una delle cause, dicono, è il cambiamento climatico. Il cambiamento climatico ha una componente antropica, cioè noi uomini, noi cittadini del mondo, facciamo di tutto un po' per complicare la vita. Però poco tempo fa ero a un congresso, c'era un ricercatore della UAV, si chiama l'Università di Venezia. Lo UAV, e diceva, Istituto Universitario Veneziano. Ecco, e diceva è fisiologico, ciclico questi cambiamenti, non è che sia solo l'intervento umano. Verissimo. E questo è però verissimo. Per contro c'era uno studio che il 15 di maggio, quindi 4 giorni fa, l'Italia, che tra l'altro è uno dei posti più virtuosi, ha già esaurito quello che la Terra gli può offrire, nel senso che stiamo spremendo come un agrume, e addirittura parlavano che il Qatar a 12 di febbraio aveva già esaurito quello che il suo territorio può dare, e quindi va a prendere dall'altra parte. Professor Maggi, questa è una grande verità, cioè noi inteso come abitanti di questa terra, non stiamo maltrattando la terra, e bisognerebbe aumentare il numero dei milioni di persone che hanno comportamenti virtuosi. Il problema vero è che si fa fatica a farlo capire. Ma tra l'altro, visto che stiamo parlando della vecchia Europa, che ha 300 milioni di abitanti, su 8 miliardi di abitanti, che è esponenziale, che ogni anno aumentano di 1 miliardo, noi siamo pochi. Quindi fra poco arriverà che effettivamente tutti spremeranno la terra, quindi ci vorranno 2 terre per... Sa cosa, professor Maggi? Che la grande inquinatrice, la grande sfruttatrice delle risorse è stato il balzo in avanti enorme del continente cinese, della Cina, che è diventata la fabbrica del mondo. Gran parte dei paesi hanno rinunciato ad avere le fabbriche in loco perché uno protesta, l'altro protesta, hanno delegato alla Cina, e la Cina è la grande inquinatrice del mondo. Però anche loro sono arrivati alla conclusione. Sì, però la grande inquinatrice del mondo dagli anni 90 in su
prima degli anni 90 ci abbiamo pensato anche noi. Ma senza dubbio, Cioè, solo che la rivoluzione industriale di Londra, dell'Inghilterra e di Manchester. Però convenga con me che il balzo in avanti si è fatto dal 90 in su. Eravamo in 3 miliardi, adesso siamo in 8. Il balzo in avanti dell'inquinamento, dello sfruttamento terreno. Perché siamo aumentati anche di persone. Siamo aumentati di persone. Cioè, è un po' un serpente che si mangia la coda, però è fatica a imporre un virtuosismo a gente che fino a ieri, parlavamo anche del nostro territorio degli anni 30 e 40. Hai ragione. E criticavamo quando si voleva fare ancora la centrale a carbone 10 anni fa. Hai ragione. Quindi, però la quantità, diciamo che dal punto di vista dell'approccio alla produzione di servizi deve avvenire attraverso alcuni criteri. Che cosa succede? Che l'Europa ha raggiunto questa maturità, speriamo che la raggiungano rapidamente anche gli altri continenti, in particolare il continente cinese. Dopo il continente cinese che lo raggiungerà ci sarà il continente africano. No, perché nel frattempo si arriva a spiegare a milioni di persone. Certo che i cinesi da soli sono 1 miliardo. 1 miliardo e rotti. L'India l'altro miliardo, anche l'India ha superato. Sì, l'India un altro 1 miliardo e 400 milioni di persone. Due bei paesotti. Noi con i nostri 60 milioni siamo briciole. Facciamo sorridere. Facciamo molto però sorridere. Abbiamo tanti patrimoni culturali e ambientali, e quindi il mondo viene da noi per ammirare ciò che da loro o non hanno più o non arriverà mai. E se c'è da inquinare noi andiamo là. Speriamo che loro capiscano che se c'è da inquinare è meglio non inquinare più. Con questa speranza che è utopica. Ma noi siamo degli utopisti. Siamo degli utopisti. Alla vostra, e speriamo che il mondo migliori, soprattutto migliorando la testa di noi. Auguriamo agli amici romagnoli, emiliani. Un grande abbraccio alle genti romagnole. Di tirarsi su, come sicuramente riusciranno a fare, perché loro sono tosti. Loro sono tosti. 3 giorni dopo hanno riaperto le spiagge a Rimini e Riccione. Sì. Chapeau. Questo spettacolo è orribile. Ma ventoso. Disgustoso. Ci torniamo ancora? Sicuro.